La cartellonistica c'è già, ma non viene rispettata. È inutile il divieto di sostare per camper e roulotte. Nelle scorse ore i rom sono arrivati lo stesso e se non qui in un'area vicina. Siamo a Ponzano Veneto, amministrazione di centrosinistra. È qui che la sindaca ha deciso misure drastiche contro rom e zingari non stanziali e contro gli accampamenti abusivi dei nomadi nella zona industriale a nord della Postume Romana. Eccole. 2 barriere in ferro per evitare che i rom possano sostare, prima ancora accedere in quella che da sempre è una delle aree più produttive del comune, a Paderno. Non sono razzista, si difende lei, ed è oltre un decennio che il problema esiste e va affrontato. Sistemare un po' tutta quell'area che viene usata in maniera impropria da, diciamo, da delle persone, ecco, che non hanno una dimora fissa. In particolare ci sono alcuni parcheggi che vengono utilizzati da alcuni nomadi che periodicamente, ecco, si fermano qualche ora presso quelle aree. Gli zingari arrivano, si fermano e si piazzano davanti a capannone e uffici, usufruendo della vicina canaletta come lavatoio di panni e altro, proprio lungo i parcheggi e il piazzale di Via della Libertà. Vorremmo evitare, ecco, che venissero generate situazioni di disagio, più che altro perché sono aree non attrezzate, ecco, quindi che sono prive di servizi, sono privi di acqua. E anche se le famiglie rom si sono spostate in modo coatto perché imposto dai vigili, il problema persiste e si ripropone più in là. Ed ecco spuntare sempre a Paderno, ma nella strada parallela a Via della Libertà, questi mega blocchi in cemento armato, vere e proprie barriere anti-rom. Le ha posizionate il proprietario di un capannone industriale di qua. È un deterrente, ecco, per evitare che si creino delle situazioni, ecco, di disagio, ma soprattutto di non corretto modo di vivere oppure di utilizzare proprio quelle zone lì, quelle aree.